Arranca il partito, Pala Marchetti di Rovereto, buon pomeriggio per la nona giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone A. Sono in campo le formazioni dell'Olimpia Rovereto, alla sinistra dei vostri teleschermi in maglia rosso-blu e alla destra dei vostri teleschermi l'LED nel completo giallo-nero. Andiamo subito con le formazioni delle due squadre scese in campo agli ordini degli arbitri Alessandro De Sogus di Carbonia e Giuseppe Lamorgese di Palermo, con cronometrista Daniele Marco Ciriotto di Treviso. Olimpia Rovereto schiera col numero 35 il portiere Ceschini, col 2 Amin Mufakir, 4 Lorenzo Festini, 5 Silon, 6 Tiago, 7 Hassan Mufakir, col numero 10 Rafinha, 14 Bazzanella, 17 Onzacca, 23 capitano Cristel, 77 Fusari, col 13 il secondo portiere Danilo Veronesi. Il mister Sapigno deve ancora ascoltare un turno di squalifica, al suo posto il vice Frisenna. L'LD schiera col numero 27 il portiere Lamberti, 6 Sandri, 7 Novo, 8 Dragone, 9 Tamasco, 10 Oanea, 11 Cerbone, 16 Rosano, 17 Dos Santos, 20 Bertoldo, 39 Sorbo e l'altro portiere col numero 1 è Arione, il mister Rosario Ganci. Partita importante per entrambe le formazioni, che sono reduci anche da due successi importanti. L'Olimpia Rovereto al secondo successo stagionale in casa del Pordenone sabato scorso 3-1, ha vinto con una friulana anche l'LD, che si è imposto nell'ultimo turno proprio contro la capolista Macamprata. 10 punti in classifica per i piemontesi, 7 per i trentini, quindi partita importante anche per l'eventuale svolgimento della classifica. Andiamo subito a vedere i quintetti scelti dalle due formazioni. L'Olimpia Rovereto tra i pali Ceschini, poi col numero 2 Amin Mufakir, col 77 vediamo Fusari, col 5 Silon e col 6 Tiago. Questo è il quintetto scelto dalla formazione dell'Olimpia Rovereto. L'LD vediamo col 17 Dos Santos, poi col 39 Sorbo, in porta col 27 Lamberti, quindi completano col numero 6 Sandri, bomber della formazione ospite, 11 gol fino adesso, e col 7 Novo, quintetto questo scelto da Ganci. Sarà l'Olimpia Rovereto a dare l'avvio alla partita, si sta attendendo ovviamente il fischio del direttore di gara. Con ultimi controlli, ultimi inviti alla panchina per dove stare e come stare, e poi si potrà dare l'inizio al match. C'è Silon pronto alla battuta, sta ora parlando col connazionale Dos Santos, che è il numero 17 della formazione giallonera. Diciamo appunto Sandri, che pur essendo centrale ha già segnato 11 gol in questo campionato con la maglia giallonera. Dalla parte opposta Silon è il miglior realizzatore con 5 gol per la formazione Olimpia Rovereto, che ha conquistato finora 7 punti in graduatoria con 2 successi, rueda la pelota e un pareggio. Si parte con l'Olimpia, lancio di Tiago a cercare Fusari, l'anticipo da parte di Sandri che mette la palla in fallo laterale, rimessa in fase d'attacco quindi per l'Olimpia Rovereto, con Silon pronto a effettuare la rimessa, il movimento di Fusari, poi il tacco di Silon ancora per Fusari, contrastato da Dos Santos, la palla è uscita sul fondo, la rimessa di Lamberti larga, con l'iniziativa da parte di Novo che attraversa tutto il campo, non trova però compagni, il pallone termina in fallo laterale. Già cambi nel filo Olimpia, dentro Rafinha e fuori Silon. Attenzione a Amin Mufakir, viene spinto da Sorbo, dice l'arbitro, c'è già il primo fallo del match
da parte dell'LD dopo 31 secondi di gara. Ha commesso sorbo ai danni di Amin Mufakir. Amin Mufakir che proprio a Pordenone ha trovato il primo gol stagionale, il primo gol in A2 Elite, sbloccando il risultato in terra friulana. Palla per Fusari, palla dietro a Rafinha, attenzione, passaggio in direzione di Thiago che però non riesce a controllare sull'attacco di Novo, guadagna la rimessa la formazione di ganci effettuata da Sorbo, dietro per Dos Santos, lo scambio tra i due, ancora Dos Santos che poi attraversa il campo dalla parte opposta, passaggio in direzione di Sandri attaccato da Thiago, ancora l'impostazione da parte di Novo, poi recupera Sorbo attaccato da Rafinha ma non riesce a tenere in campo il pallone, il numero 39, rimessa per l'Olimpia proprio all'altezza dei 8 metri in attacco. Dentro intanto anche Bazzanella al posto di Fusari, un minuto se n'è andato. Rafinha appoggia dietro a Thiago, ancora per Amin Mufakir, parallela a trovare Bazzanella, Bazzanella controllato da Sandri, palla recuperata dalla formazione giallonera, tentativo da parte di Novo, intervento di Bazzanella, si prosegue, Bazzanella che a sinistra libero Thiago, cerca col tunnel a Dos Santos di servirlo, Dos Santos tocca il pallone con la gamba, la rimessa è per l'Olimpia, però suma l'azione di contropiede per l'Olimpia che ora con Rafinha e Amin Mufakir, poi Thiago, ancora Amin, passaggio per Bazzanella sempre controllato da Sandri, dietro per Ceschini, il controllo del pallone, poi lancio davanti verso Rafinha, trova però pronto in anticipo Dos Santos che ha scambiato con Sandri, poi con Sorbo, ancora Sandri, il tacco, di nuovo il passaggio largo per Dos Santos, fa girare bene la palla a formazione giallonera, attenzione a Sandri che salta Amin Mufakir, la botta di Sandri che poi si scontra con Thiago ma dopo la conclusione del tiro che è stato neutralizzato da Ceschini, prova ad andarsene Rafinha attaccato da Sorbo e da Novo, alla meglio alla fine anche ora Rafinha che recupera la palla, il passaggio per Bazzanella chiuso da Dos Santos, attenzione perché il pallone è buono, Sandri lo prova a mettere in mezzo e la palla è stata respinta da Amin Mufakir in fallo laterale. Dos Santos chiamato a effettuare la rimessa mentre si sta riempiendo il pala Marchetti, passaggio indietro, attenzione a Sandri, la botta presa un po' di punta, forse la palla si è innalzata ed è uscita, rimessa lunga di Ceschini per Bazzanella, sempre il duello con Sandri che si rinnova, poi Rafinha viene avanti, palla al piede, parallela a cercare Amin Mufakir che non riesce a controllare il pallone e poi esce in fallo laterale per la rimessa giallonera affidata a Sorbo. 2 minuti e 28 trascorsi, punteggio ancora 0-0 finora. Iniziativa ora con Lamberti che cerca subito il lancio lungo per Sorbo, troppo lungo però per il numero 39, palla uscita direttamente fuori dal campo. Si riparte con la rimessa di Ceschini che chiama lo schema, Bazzanella scambia con Thiago, c'è il pallone ribattuto, si prosegue, ha reclamato un fallo di mano Olimpia però giudicato involontario dalla direzione di gara che intanto Mufakir, Amin, poi cercato e trovato Bazzanella sulla sinistra da Rafinha, ancora il passaggio all'indietro per Rafinha che dalla parte opposta trova Thiago di nuovo Rafinha prova a scodellare il pallone in mezzo ma non intende con Bazzanella che è rimasto fermo invece a destra. Riparte il team giallonero, si prova a lanciare in profondità Novo, il passaggio intercettato subito da Ceschini, poi Rafinha per Bazzanella, prova col sinistro, chiuso da Sorbo, la palla è uscita sul fondo senza deviazione, dice il direttore di gara Lamorgese. Intanto di nuovo si butta in avanti l'LD, attenzione al sinistro, ribattuto da Thiago da parte di Novo, la palla ancora recuperata da Thiago sulla sinistra, Thiago in mezzo, prova Bazzanella, chiuso da Dos Santos, rimane giù Bazzanella, attenzione, inferiorità numerica, recupera però Rafinha riparte, intervento ancora di Dos Santos che leva la palla a Rafinha e manda in fallo laterale.
fase difensiva perfetta nell'occasione da Dos Santos, che prima ha rubato la palla a Bazzanella e poi ha chiuso tentativo di contropiede. Attenzione ad Amim Mufakir che arma il sinistro, ma questa volta però mira troppo alto. Entrò Onzaka intanto per la formazione di casa, che sta facendo girare un po' tutti i giocatori in questi primi minuti, e sono trascorsi 3:52, 0-0. Lancio lungo di Lamberti, anticipo di Cristel che poi riesce ad andare via a Sorbo, poi Onzaka, palla in mezzo, recuperata ancora da Sandri, poi Sorbo, Novo e quindi Dos Santos. Dos Santos largo ancora per il proprio centrale, finiscono giù lui e Cristel, si prosegue con Cristel che appoggia la palla a Bazzanella. Bazzanella prova addirittura col sinistro dalle lunga distanza, mentre viene richiamato un dirigente della formazione piemontese dal direttore di gara De Sogus di Carmonia. Tutto torna a posto, bisogna aspettare ovviamente il fischio dell'arbitro, perché appunto si era fermato per la ramanzina. Attenzione intanto al lancio in profondità, chiude Ceschini che dritto per dritto manda la palla in tribuna per far riorganizzare la propria formazione in fase difensiva. Rimessa laterale quindi per l'LD, tocco all'indietro per Sorbo, palla ancora deviata da Silon in fallo laterale, mentre vediamo che è entrato in campo Dragone. Tocco all'indietro, poi scambio, palla per Dos Santos che cerca Sandri, trova però il campo per destinazione. La rimessa laterale per l'Olimpia Rovereto affidata ad Onzaka, dietro per Cristel, poi Fusari, è entrato in campo anche lui, attaccato da Dragone, serve Cristel. Cristel lancia in direzione di Silon, altro duello brasiliano. Dos Santos ancora una volta vincente in fase difensiva, poi però butta il pallone in avanti dove non c'è nessuno, può controllare senza difficoltà Ceschini, affida la palla a Fusari. 5 minuti di gara se ne sono andate, ancora 0-0. Pubblico prova a spronare la formazione di casa. Fusari in mezzo, Silon attaccato con successo da Sandri, va via Sandri sulla destra, attenzione al diagonale pericoloso di Sandri dopo 5-10, primo tentativo. Riparte l'Olimpia, Fusari deve tornare indietro, poi affida a Cristel, ancora Fusari, si muovono Onzaka e Silon, vediamo Fusari attaccato da Dos Santos, pallone ancora per Cristel, Cristel chiuso da Dragone, vediamo l'ultimo tocco di chi è stato del giocatore giallo-nero, rimessa per l'Olimpia con Cristel, dietro per Onzaka, ancora Cristel, il tocco per Silon, attaccato da Sandri, pallone poi largo per Fusari. Fusari punta Dos Santos, cerca di inserirsi il destro, ci mette il piede Lamberti, primo tiro in porta, 5:44. È stata forse un'altra deviazione, infatti si riparte con la rimessa, bella per Sandri che però non è riuscito ad agganciare al meglio il lancio del suo portiere. Dragone prova la conclusione di sinistro, trova però il muro di Fusari e Silon, guadagna qualche metro per effettuare la rimessa, sta chiedendo Dos Santos dove deve battere, poi va a effettuare la rimessa in attacco, la palla ribattuta ancora da Fusari, subito contrastato da Dos Santos, la palla poi recuperata da Lamberti che lancia troppo alto. Palla che sbatte sulla trave, rimessa laterale per l'Olimpia sulla tre quarti offensiva. 6 minuti di gioco trascorsi, ancora 0-0 fra l'Olimpia Rovereto e l'LD. Passaggio all'indietro di Silon per Cristel, poi Fusari. Palla dietro a Ceschini. Ceschini da in profondità, però non ci sono compagni da quella parte, forse doveva arrivare Onzaka, non si sono capiti evidentemente i giocatori. Può ripartire la formazione giallonera che ha fatto mettere in campo anche il capitano Oanea
Tanto il pallone è uscito in fallo laterale a favore dell'Olimpia con Gonzaga che dà a Christel, quindi Fusari si accentra, palla larga per Silon cerca di spostarsi sul sinistro, poi cede ancora a Fusari, le finte di Fusari, una bocca però Dos Santos che in estirada manda il pallone in fallo laterale. 0-0, non si sblocca ancora il match, prova l'Olimpia a portarsi in avanti in questo frangente. Il tocco per Silon che prova la botta, palla però sull'esterno della rete, c'è stata anche una deviazione, quindi calcio d'angolo per l'Olimpia. Va a battere Thiago, è rientrato anche lui da poco, ancora il sinistro di Silon che però si alza troppo e quindi si riparte con la rimessa, mentre ci sono i cambi di ganci che mette dentro Bomber Cerbone, uno dei protagonisti dello scorso campionato, il numero 11 giallo-nero. Palla recuperata intanto da Dos Santos, attaccato da Gonzaga, ancora in direzione del numero 16 che prova a muoversi anche da terra. Rosano col tacco, palla uscita in fallo laterale, fuori Thiago, dentro Christel, fuori Silon. No, Silon va a battere la rimessa laterale, scambia con Christel, Fusari largo, si rinnova il duello con Dos Santos, lo scambio con Silon, prova il lancio in profondità, troppo lungo anche per un velocista come Fusari, la palla è uscita, si riparte, Dos Santos ha ricevuto da Lamberti, cerca lo spazio per lanciare in avanti, attenzione a Cerbone che viene controllato da Christel, si lamenta col direttore di gara il numero 11 giallo-nero, si riparte con la rimessa dentro, intanto Hassan Mufakir al posto di Fusari e anche Rafinha che dà la palla a Silon, dietro a Christel, apertura larga per Hassan Mufakir, ancora lo scambio col proprio capitano, Christel, tocco per Silon, palla è uscita, rimessa laterale per la formazione ospite, affidata a Rosano che poi lascia l'incarico a Dos Santos. 7 minuti e mezzo andati, ancora reti bianche, di nuovo il passaggio in profondità per Cerbone, troppo lungo, palla uscita e può dare la palla a Ceschini a Silon, Silon ancora per Mufakir, Hassan, e poi lo scambio con Christel, di nuovo Silon, Rafinha prova a pressare, formazione del Ledi, riesce in qualche maniera perché poi Christel si è sbarattato il pallone ma dandolo direttamente a Lamberti. L'anticipo di Rafinha su Dos Santos, Silon ancora per Rafinha col sinistro, controllato il tiro che è uscito un po' lento dal piede di Rafinha, senza problemi Lamberti, ripartono i gialloneri, il tacco di Dragone, poi Rosano, ancora Dragone che lancia in avanti, la palla è uscita, 0-0, rimane ancora fermo il punteggio, prova Sam Mufakir a scuotere, passaggio verso Rafinha anticipato da Dragone, che è stato l'ultimo tocco di Rafinha, si riparte ancora con la rimessa dal fondo, fuori Silon, dentro Bazzarella, attenzione perché hanno ritardato un attimo il cambio e c'era un uomo libero, i giocatori dell'Olimpia, intanto Christel ha recuperato il pallone, prova a dare a sinistra, un pallone che attraversa tutta l'area di rigore, non ci sono compagni sul secondo palo, occasione che quindi abortisce per la formazione di casa, mentre c'è questo lancio ancora in avanti, un po' troppo lungo da parte di Oanea. Rafinha Thiago, lancio lungo, Bazzanella chiude in scivolata da Rosano, Samu Fakir chiama lo schema, effettuerà la rimessa laterale proprio davanti alla panchina dell'LD, tocco corto per Thiago, il tacco, poi ancora Mufakir, Hassan per Rafinha contro Dos Santos, le finte di Rafinha che poi torna indietro, cerca spazio, non ci sono compagni vicini, allora dalla parte opposta per Thiago, palla sbatte sul braccio di Cerbone ma è giudicato involontario, il sinistro di Cerbone, si allunga Ceschini e mette in calcio d'angolo.
Calcio d'angolo quindi per la formazione ospite, tocco all'indietro per Dos Santos, dalla parte opposta per Oanea, chiuso da Rafinha in fallo laterale, rimessa ancora per la formazione di Ganci, mentre Lamberti discute col compagno Oanea, evidentemente per le posizioni in campo. È rientrato intanto Sandri che ha scambiato, ancora lancio in avanti, poi l'uscita di Ceschini che ancora una volta manda il pallone in tribuna per rimettere a posto la propria squadra. Indicazioni di Rafinha che fa spostare Mufakir e Bazzanella, tocco all'indietro per Dos Santos, tocco per Sandri, parallela a cercare Cerbone, controllato da Thiago, va via Cerbone in un tentativo che però è fermato da Thiago in fallo laterale. Tocco all'indietro ancora per Sandri, palla larga Oanea, ancora Cerbone anticipato con la punta da Thiago in fallo laterale. Stiamo per entrare nel secondo quarto di gara, l'LD che si porta verso l'area avversaria su questa rimessa laterale di Oanea al destro di Cerbone. Thiago però ribatte ancora in fallo laterale, guadagna qualche metro la formazione piemontese con Oanea ancora alla battuta, attenzione al movimento, Cerbone il tacco chiuso, Bazzanella che si siede quasi sul pallone, poi manda in calcio d'angolo che va a battere Oanea che ha fatto poi tanto la botta di Sandri, ci mette il piede a Samu Fakir, manda la palla in calcio d'angolo, entrati nel secondo quarto di gara da un secondo, 0-0 ancora il punteggio. Alla battuta Oanea. Attenzione al movimento di Sandri, poi si libera Dos Santos, il destro di Dos Santos, la palla che esce larga dalla porta, difesa da Ceschini. Ceschini cerca il lancio in avanti per Amin Mufakir, però è arrivato prima di lui Oanea che però manda in fallo laterale. Olimpia Rovereto in fase d'attacco quindi con la rimessa affidata a Thiago. Pallone dietro per Rafinha, Rafinha largo per Bazzanella, si gira Bazzanella ancora, la palla che attraversa tutta l'area, non ci sono compagni dalla parte opposta, era successo prima con Christel, ora con Bazzanella, mancato il movimento sul secondo palo, tanto Lamberti effettua la rimessa lunga, uscita di Ceschini che in due tempi, Cerbone è parecchio alto, era riuscito ad anticipare il portiere che poi però ha recuperato il pallone. Intanto Rafinha, duello con Dos Santos, rimessa per l'Olimpia. Ancora Rafinha la battuta in mezzo per Bazzanella, sinistro di Bazzanella, forse c'è una deviazione. È d'accordo anche il primo arbitro De Sogus, calcio d'angolo per l'Olimpia Rovereto. Alla battuta Thiago, attenzione al movimento di Amin Mufakir che però deve rincorrere il pallone e poi lo affida a Ceschini per ripartire. Lancio lungo di Ceschini, addirittura verso la porta, si allunga il collega Lamberti e mette in calcio d'angolo. Palla in mezzo, anticipo di Sandri su Thiago, duello fra numeri 6. Palla ancora all'indietro, Amin per Bazzanella, chiuso da Dos Santos. Diamo l'ultimo a toccare mentre l'arbitro sembrava in piena velocità. Attenzione ancora al passaggio in profondità, toccato da Sandri. Scambio Thiago Rafinha, controstato col successo da Sandri, tocco di Cerbone un po' lungo, arriva prima Ceschini che fa subito il passaggio per Rafinha, poi Amin Thiago contro Sandri, dimentica il pallone, la palla è uscita in fallo laterale, rimessa, rientra Silon per Bazzanella. 8:38 da giocare. Dos Santos, Sandri, alla recuperata poi
ancora dalla formazione giallonera con Dragone che serve per Dos Santos, libero Sandri, attenzione la girata, Ceschini vola e mette in angolo. Bravi sia Sandri nel girarsi che Ceschini nel parare la conclusione. Attenzione al destro di Cerbone, ancora Sandri, ancora Ceschini, parte il contropiede, Silon per Cristel, Cristel cerca la palla in mezzo, chiuso da due giocatori, guadagna almeno la rimessa laterale, doppia occasione da una parte per la formazione dell'LD, contropiede che non si è concretizzato per l'Olimpia. Tanto Mufakir, Amin, sinistro recupera Dos Santos. Palla ancora uscita in fallo laterale. Dentro intanto col numero 9 Tamasco. Battuta di Cristel. Si muove Silon, attenzione perché l'arbitro conta, perde palla all'Olimpia, mentre palla è ancora per Dos Santos, è rientrato anche Fusari, pallone largo dalla parte opposta, si accentra e passa Dragone a Dos Santos, poi Fusari, riesce a trovare ancora Sandri, Sandri ancora in direzione di Tamasco, Tamasco schiena alla porta, cerca un appoggio, poi torna indietro, la dà direttamente a Dos Santos, attaccato da Fusari, arriva a palla, fallo di Dos Santos, secondo fallo della partita per l'LD e calcio di punizione per l'Olimpia. Buona posizione, mentre entrano Rafinha e Thiago, escono Cristel e Amin Mufakir, probabilmente per lo schema di punizione, mentre rientra in campo anche Rosano per la formazione giallonera al posto di Tamasco. Silon potrebbe anche provare col sinistro, anche se Lamberti che sta piazzando su tutti i pali i giocatori. Vediamo cosa decide Silon, la rincorsa il sinistro, la palla che esce però sul primo palo, non è riuscito a dare il giro voluto, un po' strozzato la palla, rientra Cristel e rientra anche Onzaka, escono di nuovo Rafinha e Thiago. Si riparte quindi con la rimessa del portiere Lamberti. 7-17 ancora da giocare in questo primo tempo che vede le squadre ancora ferme sullo 0-0. Attenzione, è stato un fischio dell'arbitro, non abbiamo capito per cosa. Si riparte con lo scodellamento della palla, restituita ovviamente a chi era in possesso, cioè alla squadra dell'LD. Dos Santos contro Onzaka, duello fra 17, riesce a tenere il pallone nonostante la scivolata Dos Santos, poi Cristel in anticipo su Tamasco che è rientrato, ancora duello fra i due, Cristel lamenta un po' con Fusari, ecco, probabilmente perché c'è il parquet bagnato, infatti abbiamo visto prima Dos Santos che era scivolato, poi era stato anche bravo a mantenere il possesso del pallone. 6:53 ancora di questo primo tempo, con qualche occasione ma finora nessun gol fra Olimpia Rovereto e LD. Si riparte quindi con la rimessa laterale a favore dell'Olimpia, è pronto Fusari, vediamo il movimento, arriva Silon attaccato da Dos Santos, ancora Fusari dietro per Ceschini, Ceschini che osserva il piazzamento, poi lancia in avanti, Silon anticipa Lamberti ma alza la mira, aveva provato praticamente
a rifare il gol che aveva realizzato a Morbegno. Prova a venire avanti la formazione piemontese con Dragone, contrastato da Onzacca, poi Tamasco, gli ruba la palla a Cristel, va via Cristel, era Fusari a destra, bravo Lamberti comunque a dire di no al capitano rossoblu che ha tentato la conclusione personale. Ancora Silon, palla ribattuta, rilancio in avanti, non sappiamo se c'è stato un tocco, forse no, perché si riparte con la rimessa di Ceschini, poi Tiago, Fusari ancora per Silon, il tacco a cercare Fusari che però era scattato in avanti, poi il numero di Dos Santos che però a sua volta viene fermato da Silon, Tiago col destro, palla lambisce il palo, non arriva Fusari sul secondo palo. Ora è Lamberti che prova il lancio lungo, però la palla finisce direttamente a fondo campo, riparte l'Olimpia, Tiago, Onzacca ancora Tiago poi per Silon contrastato da Sandri, poi Tiago, l'ultimo tocco è di Dragone, rimessa rossoblu, 5 minuti e mezzo da giocare, sempre 0-0 anche se negli ultimi minuti abbiamo visto qualche azione in più, lancio di Ceschini non proprio preciso, la palla sbatte sul soffitto e rientra intanto Raffiglia per Silon e dall'altra parte Sorbo e Novo che avevano iniziato nel quintetto giallo-nero, sono rientrati in campo ora con Dos Santos e Sandri. Attenzione al passaggio, il sinistro al volo, buona intenzione di Sorbo, la palla però va alta, deve andare nel corridoio degli spogliatoi a recuperare il pallone Ceschini, torna a fare un po' di tifo il pubblico di casa, oggi presente con un buon numero sulle tribune del Pala Marchetti. Intanto Onzacca bravo a saltare l'avversario, attenzione a Raffigna, arriva rimorchio Fusari, Raffigna però prova col destro, palla esce, la rimessa di Lamberti corta, poi Sorbo, zona lancio in profondità per Sandri, chiuso da Onzacca, la palla è uscita sul fondo, Raffigna, movimento di Raffigna, chiama palla Fusari, ancora Raffigna, c'è Tiago, ecco Fusari, lo scambio con Tiago che salta, ancora Tiago, l'incrocio dei pali, sarebbe stato un gran gol, ha fatto tutto bene Tiago. Applausi per Tiago, fermato solo dall'incrocio dei pali dopo aver saltato mezza squadra avversaria, ancora Tiago, poi Onzacca, finisce di Onzacca, ma tutto prosegue senza interventi, protesta un po' il pubblico, ormai la partita, attenzione perché è ripresa, rilancio in fallo laterale di nuovo, Onzacca va a reclamare dall'arbitro, ma ormai la decisione è quella, quindi non serve nemmeno andare a reclamare. Tanto Raffigna, Fusari, Tiago, poi Ceschini, ancora il lancio lungo, attenzione, Raffigna che addirittura prova di petto, vigila però Lamberti, attenzione intanto a Sorbo, dietro passaggio per Novo, largo ancora Dos Santos si accentra, attaccato da Tiago, chiuso da Onzacca, ancora Tiago, palla stavolta sfugge e poi la controlla Ceschini con Fusari su Sorbo, è rientrato Samu Fakir, intanto Tiago dietro ancora per Raffigna, Mossan,
Rafinha cerca di nuovo Hassan Mufakir, intuisce però Sorbo e manda la palla in fallo laterale, chiudendo il passaggio, la linea di passaggio. 3:40 da giocare in questo primo tempo, 0-0. Ceschini ha ricevuto da Thiago, cerca spazio, poi lancio in avanti, Onzaka anticipato da Sandri, palla per Novo. Numero di Novo, il tocco ancora per Sandri, pallone ancora indirizzato per il proprio numero 7, un po' lungo, rientra in campo Cristo mentre Thiago sfoga un po' la propria rabbia dopo l'occasione veramente nata da un gran numero in dribbling, però è stata fermata dall'incrocio. La girata di Onzaka, buona intenzione, la palla però centrale senza problemi marcata da Lamberti. Intanto Rafinha guadagna una rimessa laterale nel duello con Novo ed è lo stesso numero 10 rosso-blu a effettuare la rimessa all'indietro per Hassan Mufakir. C'è Cristel a destra, riceve Cristel, attaccato da Sorbo, ancora Hassan per Cristel, poi largo Rafinha, aveva intuito Sandri, messo la palla in fallo laterale, ancora 2 minuti e 49 e ancora reti inviolate. Ci sono in campo entrambi i Mufakir, quindi adesso li chiameremo solo per nome. Palla per Hassan, Italia la strada Dos Santos, pallone che arriva docile a Lamberti che ora lancia in profondità. Attenzione, sono saltati in 3, forse l'ultimo tocco è stato di Rafinha, infatti è stato chiamato il time out intanto, quindi time out richiesto dall'LD. Rientrano in campo le squadre dopo il time out richiesto dall'LD. Abbiamo visto che c'era stata la deviazione, l'ultima di Rafinha che ha anticipato anche a Ceschini, rischiando quasi autogol. La palla è uscita comunque sul fondo. Calcio d'angolo in fase d'attacco, quindi ora l'LD. Dos Santos alla battuta, attenzione a Sandri che è un po' troppo libero, infatti arriva il pallone su di lui, arriva Cristel e la palla in rete. Sandri porta in vantaggio a 17-24 con una conclusione a rimbalzo dal corner, ma avevamo visto che era un po' troppo libero il numero 6 ospite, che quindi arriva a 12 gol con questo, che porta in vantaggio l'LD qui al Palamarchetti. Vediamo se riparte con la rimessa con Cristel, poi Hassan, palla in profondità, riesce a mantenerla in campo Rafinha, contrasto con due avversari, attenzione al contropiede Lamberti, Cerbone, poi pallone sulla destra, Cerbone finito giù, poi però Sandri rimette ordine, Dos Santos, ancora Dragone, la palla ancora per Sandri, scambiano i due, poi a scavalco, la palla però controllata da Ceschini che dà a Cristel Hassan e quindi Amin, il pallone in profondità, sarebbe anche rimasto in campo, però è andato troppo verso il fallo laterale, si aspettava un po' più centrale Rafinha dai movimenti
che ha fatto verso il compagno di squadra. 1,52, 1-0 per l'LD con il gol di Sandri che ha sbloccato la partita. Lancio dello stesso Sandri per Cerbone, che però non può arrivare. Rimessa a favore dell'Olimpia affidata a Christel. Lo scambio con Fusari, poi Amin, il passaggio per Christel, largo Rafinha attaccato da Sandri, riesce a far arrivare il pallone ad Amin, poi Rafinha per Fusari, Fusari si arriva con la mano Lamberti, apertura all'area perfetta del portiere avversario. Riprova a buttarsi avanti l'Olimpia con Fusari, Fusari contro Sandri. Prova le finte Fusari, poi il sinistro, palla che attraversa ancora l'area, senza compagni che però riescono ad arrivare sul pallone. Un minuto e 18 prima della sirena, dopo il vantaggio firmato da Sandri per l'LD. La rimessa lunga di Lamberti, controllata da Christel, poi Fusari, si libera di Cerbone andando indietro, poi ancora Christel, passaggio in profondità per Amin, Amin duello con Dragone, ancora Amin largo, Fusari, Fusari di nuovo sulla sinistra, ancora per Amin, Amin prova ad accentrarsi, poi prova col sinistro, rete! Il pareggio di Amin Mufakir, secondo gol consecutivo per lui a 19,55. Un altro tiro beffardo per il portiere avversario, così come era successo prima per Sandri con Ceschini. Abbiamo aspettato 18 minuti per vedere, poi sono arrivati un gol per parte, abbastanza rocamboleschi entrambi. Attenzione intanto Cerbone che finisce giù. È stata una deviazione, dice la Morgese, corner, attenzione che l'Olimpia si era già portata in attacco. Dos Santos contro Silon. Vediamo Dos Santos che si accentra, però Silon ha capito le intenzioni, poi ci prova al volo ancora Sandri, palla alta, Amin Mufakir per Silon, palla uscita dice l'arbitro, un po' nascosta a noi, quindi dobbiamo fidarci ovviamente del direttore di gara. 25 secondi alla fine del primo tempo che si è un po' sbloccato, almeno con le due reti nel finale. Ancora scambio, attenzione che Lamberti proverà il lancio lungo, poi toccano di petto Cerbone e probabilmente anche Christel. Cerbone aveva chiamato un mani, attenzione intanto a Silon che finisce giù. Calcio di punizione, terzo fallo per l'LD. Dentro Hassan, che è stato sorpassato nei gol dal fratello Amin, erano uno pari. Tanto ha chiamato il time out l'Olimpia Rovereto, probabilmente per provare l'ultimo schema a 6 secondi, non è che ci siano tante alternative. Si riparte quindi per 6 secondi di questo primo tempo, 1-1 risultato. Punizione per l'Olimpia Rovereto sulla fascia sinistra del proprio attacco. È stato chiamato il time out evidentemente anche per provare lo schema, vedremo se
avrà fortuna o meno. Sul pallone c'è Fusari, poi Silon dietro, Amin e Mufakir a destra, Bazzanella a sinistra, mentre Lamberti sta piazzando il proprio castello davanti alla porta. Pubblico che sta incitando la propria squadra con la rincorsa di Fusari, la respinta di Lamberti, poi Dos Santos allontana, Ceschini ribatte in avanti, Bazzanella, Silon non arriva all'ultimo tiro, termina il primo tempo 1-1 fra Olimpia Rovereto ed LD, tutto nel finale. 17-24 il vantaggio di Sandri, 18-55 il pareggio da parte di Amin Mufakir. Ci sentiamo per la ripresa.
Bentrovati a Rovereto per il secondo tempo fra Olimpia Rovereto, che sarà da destra ai vostri schermi, in maglia rosso-blu, e la formazione dell'LD in giallo-nero sulla sinistra. 1-1 il risultato del primo tempo, 2 gol nel finale, il vantaggio piemontese firmato da Sandri, 12° gol stagionale, pareggio di Amin Mufakir con il suo secondo gol di fila dopo quello di sabato scorso a Pordenone. Si riparte Dos Santos e Fusari subito a duello. Lamberti, Sandri, Oanea e Dragone completano il quintetto giallo-nero. Attenzione intanto a Sandri, attaccato dal tentativo poi di Oanea, che col destro infila angolino alla destra dopo appena 18 secondi. Iniziativa che era partita da Sandri, poi la palla è arrivata a Oanea e non ci ha pensato su un attimo, ha concluso con precisione, superando per la seconda volta Ceschini, rimandando in avanti la formazione di Ganci. Attenzione perché perde una palla sanguinosa Silon e poi Sandri manda la palla alta. Lancio lungo a cercare Fusari, chiuso con esperienza da Dos Santos. Dos Santos che ha giocato molto bene la fase difensiva oggi. Intanto Dragone dietro, ancora per Dos Santos, la parallela a cercare Sandri. Sandri che si accentra dietro a Dragone, tocco ancora per Dos Santos. Pallone ancora in profondità per l'autore del vantaggio giallo-nero del 2-1, Oanea. Tocco all'indietro intanto per Lamberti. Il lancio lungo del portiere, un po' largo, anche la palla esce in fallo laterale. Scusa con i compagni Lamberti, si riparte con la rimessa a favore dell'Olimpia affidata ad Amin Mufakir, che dà la sfera a Tiago, scambio fra i due, lancio in avanti a cercare Silon. Silon contrastato da Dragone, pallone che finisce in fallo laterale. Sarà rimessa giallo-nera con Dragone. Attenzione al movimento di Sandri, pallone indietro però per Lamberti, viene avanti Lamberti che ha spazio, passaggio in profondità, palla recuperata da Silon e Tiago, poi Amin contro Dos Santos, passaggio per Fusari, Fusari prova il sinistro, ci mette il piede ancora Lamberti e poi Oanea scaraventa in fallo laterale per rimettere un po' a posto la propria fase difensiva. La rimessa di Amin Mufakir, 18:20 da giocare ancora in questo secondo tempo, 2-1 per l'LD. Fusari ancora contro Dos Santos, tocco per Silon, rimpallo, riparte Dos Santos, inseguito, il pallonetto quasi dosato alla perfezione da Dos Santos, la palla sfiora la traversa. Rimessa di Ceschini, lunga, fischiato l'arbitro. Non abbiamo capito cosa sia successo, che non è stata fischiata l'infrazione di 5 secondi. Si riparte ancora con la rimessa di Ceschini. Rimaniamo con il dubbio su quello che è successo, lo sa comunque Ceschini e lo sa l'arbitro Lamorgese, i due si sono parlati, poi si è ripartita con di nuovo la rimessa del portiere di casa. Fusari, c'è Amin a sinistra, Tiago a destra che riceve il tocco per Silon, Silon attaccato da Sandri, si libera Silon, poi palla ribattuta, intercetta Dos Santos. Dos Santos che trova sulla sinistra Dragone, chiuso con tempismo perfetto da Amin Mufakir dopo 2 minuti e mezzo della ripresa, 2-1 per l'LD qui a Rovereto sull'Olimpia. La rimessa affidata a Oanea, capitano che ha portato in vantaggio la propria formazione, tocco in mezzo, attenzione a Dragone che poi
la dà indietro a Lamberti. Lamberti tenta la conclusione, ribattuta, poi ancora il tentativo di Dragone, ci mette la mano Ceschini. Attenzione al contropiede, Fusari, palla respinta, Silon la alza sopra la traversa. Si riparte, attenzione al Cerbone, duello ancora con Cristel. Rilancio del capitano, fallo laterale, rimessa giallo-nera. Ancora Dos Santos per Sandri. Rafinha è rientrato intanto in Olimpia, prova a disturbare Dragone, poi lancio di Lamberti che cerca la spizzata di Cerbone, non ci arriva questa volta di testa al numero 11 e si riparte con la rimessa di Ceschini, che ha già affidato la palla a Fusari. Fusari per Amin, il lancio a cercare Cristel, chiuso da Cerbone che riesce a mantenere, poi c'è la trattenuta di Cristel, primo fallo nel secondo tempo dell'Olimpia, quindi conto pari per quanto riguarda i falli in questo inizio di secondo tempo. Intanto quasi Rafinha riesce comunque a disturbare, poi Sandri arriva deciso su Cristel, gli manda la palla in fallo laterale, guadagnando anche la rimessa, forse no, la rimessa per l'Olimpia. Tocco di Rafinha in mezzo per Fusari, c'è Amin sulla destra che riceve, Amin contro Dos Santos, ancora il passaggio indietro per Cristel, poi Rafinha allarga ancora per Amin. Amin che prova di nuovo a impostare su Rafinha il tacco, Amin riesce a guadagnare la palla, poi viene chiuso da Cerbone, va via, molto bene Amin, trova sul primo palo però vigile Lamberti che mette la palla in calcio d'angolo dopo l'iniziativa personale del numero 2 che lascia il campo ad Onzacca. Calcio d'angolo per l'Olimpia Rovereto, la battuta Rafinha, palla in mezzo, sono un paio di rimpalli, l'ultimo tocco è di Cerbone, Cristel ha ricevuto da Rafinha, ancora Rafinha, Fusari dalla parte opposta riceve, Fusari chiama Cristel sulla fascia per poi innestare il pallone su Rafinha. Rafinha controllato, mette la palla in mezzo, Onzacca, sbaglia però il passaggio, intercettato da nuovo, lo recupera con grande bravura Onzacca, poi Fusari, salta l'avversario, Fusari! Il pareggio dell'Olimpia, 4 minuti e 28. 2-2 quindi il punteggio dopo 4 minuti e 28 della ripresa. È arrivato il gol di Cristiano Fusari, quinto gol stagionale per l'ex Genzano, trentino comunque di nascita, dopo diversi anni in Serie A è ritornato nella propria provincia per dare una mano all'Olimpia Rovereto. 2-2 il punteggio. Rafinha, Fusari, ancora Rafinha, attenzione a Cristel sulla destra, riceve Cristel, poi torna indietro, riceve ancora Rafinha al diagonale, palla intercettata da Lamberti, poi Dos Santos, ancora duello brasiliano, poi Cerbone lascia a Novo, poi però Sandri non è preciso nella girata, manda la palla in fallo laterale, ancora Fusari che riceve a sinistra, poi deve fermarsi, riparte Fusari, ritorna indietro e di nuovo per Rafinha, parallela Onzacca, Onzacca, Lamberti fa muro. La rimessa laterale in fase d'attacco però sbagliata da Dos Santos che la manda dalla parte opposta per la rimessa che ora sarà dell'Olimpia.
Rafinha e Fusari partono dall'ultima linea difensiva, ancora Rafinha, tocca Dos Santos in fallo laterale. Mentre pronto Sorbo ad entrare nelle file dell'LD, è lì sul cosiddetta panchina di quelli che devono entrare. Vediamo Fusari ancora che cerca di andarsene, Fusari chiuso da Dos Santos. Nascosto, sembra un brutto colpo per Fusari, mentre è andato ad aiutarlo a rialzarsi Dos Santos. Si riprenderà con la rimessa. Fusari lascia il campo un po' contrariato. Al suo posto Hassan Mufakir e anche Rosano dalla parte opposta. Duello Tiago Cerbone, l'ultimo tocco del numero 11 giallo-nero, rimessa che ha già battuto l'Olimpia. Hassan, il tocco in avanti a cercare Onzaka, duello Onzaka-Rosano, poi Lamberti per Dos Santos. Dos Santos si allarga e mette in mezzo per Rosano, ancora lo scambio con Dos Santos, poi Cerbone ancora per il brasiliano. Dos Santos tocca per Sandri, buono il passaggio per Cerbone, lo chiude bene Tiago da Rafinha, il tocco di Sandri. Si ripartirà con la rimessa di Rafinha, che ancora Hassan Mufakir per Tiago di nuovo Hassan, gira palla all'Olimpia nel cercare spazio, ancora anticipato Onzaka, prova ad andare Sandri, va ancora a recuperarsi il pallone Onzaka, dribbling che fa esplodere il pubblico, poi la palla per Hassan Mufakir, largo per Tiago Rafinha contro Sandri, poi lascia la palla ad Hassan, di nuovo Tiago, apre il gioco l'Olimpia ma non trova spazio ancora. Hassan, Rafinha, poi Tiago per Onzaka che sfugge all'avversario, cerca di entrare in area, lo chiude Rosano e poi fallo fischiato ad Onzaka, secondo fallo per l'Olimpia. Punizione già battuta da Rosano per Lamberti, il lancio lungo ancora di Lamberti, colpo di testa di Tiago che anticipa Cerbone e anche Ceschini, di nuovo dentro Silon per Onzaka, fuori Dos Santos, dentro Anea per la formazione dell'ED, che dovrebbe ripartire il gioco con la rimessa laterale di Rosano. Il passaggio di Sandri che però non hanno seguito i compagni, la palla è uscita direttamente in fallo laterale dalla parte opposta senza nessun intervento dei compagni gialloneri. La rimessa di Hassan per Ceschini prova anche lui, lancio lungo per Silon, mette il piede Sandri e manda la palla in fallo laterale. 12:40 da giocare, 2-2 il punteggio fra Olimpia Rovereto ed LD. La battuta affidata a Tiago, arriva Silon, attenzione a Hassan, la palla però per Rafinha punta l'avversario Rosano, poi tocca all'indietro, non si intende però con Hassan, la palla esce in fallo laterale, brucia quindi l'azione dell'Olimpia, partirà con la rimessa della formazione dell'LD affidata a capitano Anea, che aveva portato in vantaggio in avvio di ripresa di nuovo la propria formazione. Poi è arrivato il pareggio di Fusari, lancio a cercare Sandri in profondità, lo chiudono Tiago e Ceschini, la palla è uscita a fondo campo. Ci stiamo già avvicinando quasi all'ultimo quarto di gara, siamo a 12:19 dal termine. Passaggio all'indietro per Rafinha, poi Tiago, rimpallo con Cerbone vinto da quest'ultimo, palla all'indietro con Lamberti,
prova a disturbarlo Silon, in qualche maniera ci riesce perché la palla è uscita in fallo laterale affidata da Salmi Fakir per Rafinha, sulle sue tracce Sandri. Rafinha poi manda in angolo perché non trova compagni liberi ed era pressato da Sandri. Vediamo cosa è successo, c'è solo lo schema chiamato dal capitano Wanea. Attenzione a Rosano che è libero, mette la palla in mezzo, il tacco di Cerbone, duello, poi arriva Silon a chiudere sul numero 11 avversario. La rimessa affidata a Rosano, mentre il Sorbo sta aspettando di entrare, ha chiamato il cambio. Il sinistro provato da Wanea, esce sul fondo, fuori Cerbone, dentro Sorbo, palla intanto da Salmi Fakir per Thiago, poi Rafinha Hassan, Silon attaccato da due avversari, dietro per Hassan, poi Rafinha, ancora Silon cerca spazio, poi di nuovo dà la palla a Rafinha, di nuovo Hassan, poi ancora Rafinha, il tocco per Silon prova il tacco per Rafinha, non si sono però probabilmente capiti i due brasiliani, la palla è uscita in fallo laterale e poi gran chiusura di Hassan Fakir che guadagna anche la rimessa facendo toccare il pallone a Sandri. 11:13 mancano al termine di questa partita, è rimasta sempre in bilico per molti minuti sullo 0-0, poi l'1-1 nel finale di tempo, il 2-2 in inizio ripresa. Lancio di Thiago che intendeva cercare Amin Mufakir ma era troppo lungo il passaggio, quindi si riparte con la rimessa di Lamberti mentre l'arbitro ha iniziato a contare. Pallone per Wanea, parallela per Sandri, attaccato da Silon, rimane col possesso di palla Sandri che però poi non trova il passaggio giusto per Sorbo, era stato bravo a rimanere in piedi il numero 6 giallo-nero. Poi però uscita di Lamberti che anticipa Fusari ma dalla fallo laterale all'Olimpia. Fusari dietro per Silon, c'è Amin a destra, riceve Amin, prova al sinistro, poi addirittura Fusari che ribatte il pallone insieme a Lamberti. L'ultimo tocco però è di Fusari. 9:22, quindi la palla è uscita in fallo laterale, sarà ancora rimessa per l'LD. Un po' in campo tutti i giocatori stanno chiamando un po' gli schemi da una parte all'altra, il pallone era finito fuori, non c'era quasi nessuno a battere la rimessa. L'effetto ora Dos Santos, tocco all'indietro per Lamberti, lancio lungo di Lamberti, poi Sandri chiuso da Amin che finisce il fallo non è di Lamberti ma di Sorbo che ha ostacolato allargando la gamba, forse non si è nemmeno accorto dell'arrivo dal di dietro dell'avversario. Si riparte però col calcio di punizione mentre mancano 10 minuti e 23 al termine di questo match che rimane ancora in equilibrio 2-2. Battuta affidata a Fusari, poi Silon, ancora Fusari, dietro per Ceschini lancia in profondità per Amin, anticipato da Wanea, non ci arriva Silon di testa e poi cerca il corner e lo guadagna, non è riuscito ad arrivare in Dos Santos a salvarlo. Sarà angolo rosso-blu, quindi con la battuta di Silon si avvicina a Thiago, così anche Fusari, più indietro Amin che però cerca di occupare il posto dalla parte opposta e il pallone gli arriva al sinistro, non è fortunato Amin Mufakir che ora trova la respinta del compagno di squadra Thiago sul tentativo al volo. Attenzione al lancio in profondità per Sorbo e l'uscita di Ceschini, anticipa tutti e manda in fallo laterale. Sorbo ha provato ad accelerare la rimessa ma non c'erano compagni vicini e quindi attende l'arrivo degli stessi per effettuare la rimessa, poi lasciando l'incarico a Wanea. Entrati nell'ultimo quarto di gara da 4 secondi con l'LD in attacco con questa rimessa, pallone del destro di Sandri bloccato, lancio lungo giusto per Silon col sinistro, esterno della rete per Silon,
che ha tentato la conclusione al volo. Si riparte con Sandri che però non indirizza bene su Sorbo, rilancia in avanti, si gioca un po' a tennis in questo momento. Silon trova la chiusura di Dos Santos e può quindi ricominciare l'azione l'LD. Attenzione, riceve Onea di nuovo per Sorbo, Sorbo punta Amin, Sorbo chiude Amin, poi da giù Sorbo, non ci sono né proteste né interventi dell'arbitro. Rilancio di Ceschini, Lamberti poi in uscita e scaraventa in curva il pallone. Un po' di fase confusionaria delle due squadre in questo ultimo minuto. Rilancio di Ceschini per Fusari fermato da Dos Santos, scambia con Amin Mufakir, ancora Fusari, si accentra, palla per Bazzanella, dietro per Cristel che trova ancora Fusari, il controllo di Fusari chiuso da Sorbo, poi da Dos Santos che ingaggia il duello con Fusari che poi commette fallo, è il terzo fallo dell'Olimpia. 3-2 conto dei falli in questo secondo tempo. Fuori Sandri, dentro Rosano nelle file dell'LD. Si riparte col calcio di punizione affidato a Dos Santos, sicuramente tra i migliori della formazione di Ganci. Attenzione a Lamberti che ha un varco addirittura per avanzare da solo, il destro deviato da Cristel, un calcio d'angolo, indicano che forse un tocco c'è stato anche di Cerbone, non è d'accordo però la Morgese che ha già affidato il calcio d'angolo alla formazione piemontese che va alla battuta con Rosano. Attenzione a Cerbone, la palla intanto a Dos Santos che scambia ancora con Rosano contro Amin, torna all'indietro ancora per il proprio numero 17 Dos Santos, mentre Bazzanella si libera del blocco di Rosano. La palla intanto è uscita in fallo laterale dopo contrasto con Cristel e Sorbo. Cristel dietro per Fusari largo per Amin, lancia in avanti a cercare Bazzanella, si rinnova il duello con Rosano. Bazzanella cerca spazio, chiuso da Dos Santos, va via, attenzione in contropiede la formazione giallonera, tentativo di destro masticato da Rosano, esce sul fondo, la palla per Fusari che allarga per Bazzanella, ancora una volta difesa di Dos Santos, la ruba però Fusari in mezzo, arriva Cristel, il tacco di Bazzanella, intuisce Lamberti e nega il gol a Bazzanella. Bravi tutti e due, sia nel tacco ravvicinato di Bazzanella, ma bravo anche Lamberti a farsi trovare al punto giusto per salvare la propria porta. Spostata anche la porta un po', si riparte quindi col calcio d'angolo a favore dell'Olimpia. È entrato anche Rafinha intanto, attenzione al pallone, Amin! Lamberti questa volta col piede dice di no al sinistro che stava andando verso l'angolino. Ancora il tentativo di Cristel. Rimane in attacco l'Olimpia, la rimessa affidata a Bazzanella. Attenzione al movimento, Rafinha, Bazzanella chiuso, pallone che finisce in tribuna, intervento di Cerbone che ha dovuto difendere la propria porta. Intanto Rafinha, Bazzanella cerca di andarsene a Sorbo, guadagna il calcio d'angolo. Ultimo tocco del numero 39, 7:27 al termine della partita, 2-2 il punteggio. Attenzione al corner Bazzanella, Cristel chiuso, ancora Cristel, Bazzanella, la palla rimane fuori dalla porta.
Dentro di nuovo Anea, capitano della formazione giallonera. Rimessa di Lamberti, tocco laterale per Oanea, lancio lungo, attenzione perché c'è Cerbone attaccato da Cristel, mantiene la palla Cerbone, arriva anche Rafinha, mischione furibondo, vediamo un po' come esce l'Olimpia, bene con Rafinha, chiuso poi da Cerbone in fallo laterale. Abbiamo visto 4 giocatori in contesa di una palla, 7 minuti alla fine. Palla per Ceschini, che però non trova il passaggio in avanti, si rammarica coi compagni e con poco se stesso. Intanto Dos Santos, tocco in avanti per Cerbone, Cristo non lo molla, poi Ceschini calcia direttamente a fondo campo. Effettuata la rimessa da Lamberti, poi Dos Santos ancora per Sandri dà in profondità, attenzione per Cerbone, però è uscita la palla, rimessa laterale a favore dell'Olimpia Rovereto. 6 minuti e 36 alla fine del match, 2-2 il punteggio, fuori Cristel, dentro Thiago, Rafinha scambia con Amin, poi lancio in profondità un po' largo, però la palla è uscita ancora una volta e fa laterale, fuori Amin, dentro Nzaka. Rimessa di Dos Santos per Oanea, chiuso da Nzaka, poi Bazzanella, la rimessa è per l'Olimpia, vediamo Rafinha, palla in mezzo, non ci arriva Bazzanella, questa volta Lamberti ha parato Bazzanella direttamente, prima il suo colpo di tacco, palla è uscita sul fondo, 6-22 ancora, con rimessa per Lamberti, rilancio in avanti, Cerbone duella con Thiago, gli ruba palla Rafinha, tocco che rimane in campo ma lo intercetta Dos Santos, salta Bazzanella, Dos Santos, palla deviata da Nzaka, in calcio d'angolo, dentro Silon, fuori Bazzanella, c'è anche Sandri in campo di nuovo. Dos Santos. Oanea, Sandri, Cerbone, Dos Santos, il quartetto davanti a Lamberti per l'LD. Dalla parte opposta davanti a Ceschini, Nzaka, Rafinha, Silon, Thiago. Pallone che spiove, poi il destro di Sandri, la palla batte sulla trave, rimessa laterale per l'LD. Affidata a Dos Santos, 6 minuti e 6 ancora, 2-2 il punteggio. Dos Santos la rimessa, attenzione al movimento, riceve Oanea, ribatte Silon, ancora Oanea, largo troppo però per Cerbone, che applaude comunque l'iniziativa del compagno di squadra. Si ripartirà con la rimessa a favore dell'Olimpia affidata a Silon, tocco per Thiago, scambiano i due, ancora Silon, c'è largo Ceschini che riceve, lancio in profondità, intercettato da Sandri, e però non trova il passaggio per Oanea, qualche errore di troppo in questo ultimi minuti da una parte e dall'altra, si sente un po' di stanchezza da entrambe le squadre. Silon lascia a Thiago, dietro per Ceschini, 5:43, Ceschini laterale, ancora una volta la palla esce in fallo laterale. Diciamo che i collegamenti sui passaggi negli ultimi 2 minuti non sono stati proprio perfetti né da una parte né dall'altra. Si riparte con la rimessa affidata ad Oanea, indietro per Sandri, lo sporca la palla a Nzaka, ancora rimessa giallonera, praticamente dallo stesso punto di prima, lo scambio è uguale, lancio in profondità, Cerbone controllato da Thiago, alla parte opposta c'è Dos Santos, duello con Rafinha, Dos Santos di forza, Oanea, poi il destro che termina in curva di Cerbone. Ci sono ancora 5 minuti e 23 da giocare, rimessa di Ceschini, rasoterra per Silon, dietro per Rafinha, si muove Thiago, Rafinha attaccato da Sandri, guadagna
La rimessa laterale per l'Olimpia, ma in fase difensiva, affidata a Silon. Tocco in mezzo per Rafinha, ancora Silon, a spazio Silon, cede di nuovo a Rafinha, attaccato, palla che rimbalza su Cerbone per la rimessa a favore dell'Olimpia. Rafinha tocca all'indietro per Silon, Silon largo per Thiago, Thiago che cerca di andarsene sulla destra, salta l'avversario, ci mette ancora il piede Lamberti, il sinistro di Silon, deviato in calcio d'angolo da Sandri. Ancora calcio d'angolo quindi per l'Olimpia quando mancano 4 minuti e 51. Alla battuta c'è Rafinha, attenzione al movimento in aria, poi la palla va indietro però a Silon, attaccato subito da Cerbone e allora si rifugia dietro Ceschini. Ceschini ancora per Silon, Silon largo per Thiago, però non riesce ad agganciare il numero 6. Persa quindi l'occasione per l'Olimpia Rovereto. 4:39 ancora da giocare, 2-2 il punteggio. Viene avanti Dos Santos, si trova contro Onzaka, cerca di liberarsi, pallone indirizzato bene su Cerbone, Cerbone si gira, trova Rafinha e poi Thiago che riallontana il pallone, ancora in fallo laterale. Sarà di nuovo rimessa per l'LD, affidata sempre a Dos Santos, è libero Onea dalla parte opposta, però intercetta Thiago 2 volte, Silon ancora Thiago, alla meglio Onea, la recupera Onzaka, dietro per Ceschini, attaccato da Sandri, palla per Rafinha, spazio Rafinha, Rafinha di nuovo verso Onzaka, Onzaka scambia ancora col numero 10, palla in mezzo, Onzaka per un pelo non ci arriva, ancora una volta vigila bene Lamberti. Oanea dietro, lancia in avanti di Sandri a cercare Cerbone, attenzione a Cerbone che cerca lo spazio per il tiro, poi Oanea, Dos Santos e gol, forse deviato anche da Onzaka in scivolata, ritorna avanti a 16-16. Tre minuti e 44 per mantenere il vantaggio all'LD, per recuperare almeno il pareggio l'Olimpia, che ora prova il portiere di movimento con Fusari. Il gol di Dos Santos, probabile che ci sia stata anche la deviazione di Onzaka, però non abbiamo ancora a disposizione il replay per vedere. Comunque 3-2 il punteggio a favore della formazione piemontese, si attende solo il pallone per ricominciare. Silon dietro per Thiago, poi Rafinha, ancora Thiago, largo per Silon, Amin Mufakir, Silon chiama lo schema Thiago, vediamo, si accentra Silon, Thiago ancora, di nuovo Silon, palla ancora larga per Thiago, scambio che prosegue, cronometro che cammina, ancora Thiago, poi Fusari attaccato da Onea, dietro per Thiago che rilancia in avanti in fallo laterale, anche per liberare un po' la pressione che stava portando l'attacco giallo-nero in campo sorbo. Ritorna tra i pali Ceschini, palla per Lamberti, attaccato da Rafinha, lancio in fallo laterale, sarà rimessa per
l'Olimpia, vediamo se rientra Fusari come portiere di movimento, è lì pronto, attende ovviamente che la palla venga un po' allontanata dalla propria area di rigore. Silon attaccato, palla ancora per Rafinha, duello con Rosano, poi lancio lungo di Silon, preciso per Thiago che però non riesce a controllarlo e la palla esce ancora una volta in fallo laterale. 2 minuti e 40 da giocare, 3-2 per l'LD dopo il gol di Dos Santos. Il rilancio di Lamberti, palla direttamente a Ceschini che rilancia subito su Amin, attaccato da Sandri, ultimo tocco di Sandri, rimessa per l'Olimpia. È rientrato Fusari come portiere di movimento, Rafinha gli dà il pallone, poi ancora Rafinha, dietro per Thiago, quindi Silon, Thiago, ancora Rafinha, cerca spazio Rafinha, Silon, prova al sinistro, Lamberti prende il pallone, Fusari. Si riparte quindi con la rimessa ancora per l'Olimpia che cerca con Rafinha, Thiago, Amin, ancora Thiago, richiamato lo schema, si accentra Amin, ancora Thiago, c'è Silon a destra, riceve Silon, di nuovo ancora per Amin, poi Thiago, Fusari, c'è Rafinha, mette in mezzo, Silon, Lamberti miracoloso e attenzione perché calcia in avanti Sandri e trova la porta sguarnita, incredibile veramente. 18-14 dal possibile 3-3, il miracolo di Lamberti al 4-2 firmato da Sandri a porta vuota. Un minuto e 46, ma ora sono 2 i gol da recuperare. Ripartono Silone e Rafinha, poi ancora Mufakir. Amin, Thiago cambia ancora con Fusari. Prova Amin per Silon, la ribattuta. La palla non è entrata, Sandri va per la tripletta e la trova. Incredibile. (5-2) in un batter d'occhio, ha trovato 2 gol la formazione dell'LD, allungando il passo decisamente da 2 possibili pareggi o accorciamento delle distanze del secondo caso della formazione di casa, che ha trovato un monumentale Lamberti a dire di no 2 volte. Sandri preciso a porta vuota a indirizzare 2 volte all'interno della porta avversaria. Silon, Amin, ancora Rafinha, poi Thiago mette in mezzo, palla ribattuta, lancia in avanti, Rafinha va a recuperare la sfera, poi tocco ancora per Fusari, di nuovo Rafinha, Silon, Fusari non riesce a girarla anche perché ha toccato con la punta Sandri anticipando il numero 77. Di nuovo Rafinha per Amin, 49 secondi, ancora attenzione a Sandri che cercava un altro gol da fuori, deve correre indietro Fusari per effettuare la rimessa con Rafinha, Amin, il pressing giallo-nero, ancora Rafinha attaccato da Sandri, poi bravo Thiago ad anticipare Sorbo, di nuovo Thiago largo, la palla indirizzata su Amin, poi di nuovo Rafinha, Fusari che ha attaccato, Rafinha ancora cerca spazio dietro per Thiago, finisce giù Rafinha ma si prosegue, testa di Silon, la palla sopra la traversa, 21 secondi, Fusari va a fare il portiere
Lamberti, che sicuramente è diventato il protagonista della partita negli ultimi minuti, va a effettuare la rimessa. Rilancio subito lungo, troppo però, quindi sarà ora Fusari ad effettuare la rimessa. Il tocco per Amin, lancio per Silon, cerca Fusari, forse con un po' di fretta, palla recuperata da Rafinha che poi viene attaccato da Sandri, non riesce a dirigere il pallone su Thiago, rimessa per il portiere, 8 secondi, LD quindi che spugna il campo dell'Olimpia con un finale determinato dal portiere di movimento, con l'Olimpia che si è trovata contro un Lamberti imbattibile e la precisione di Sandri che per 2 volte a porta vuota ha allungato il passo definitivamente per la formazione dell'LD. 5-2 finisce quindi, tripletta di Lamberti, gol di Dos Santos.